Buonasera dalla redazione di TG Treviso e dunque l'economia in primo piano perché il terziario davvero cambia marcia. Commercianti e albergatori scommettono dunque sul turismo culturale anche perché a Santa Caterina con il grande evento che si aprirà la settimana prossima sono previsti fino a 250.000 visitatori. Un'unica strategia, un obiettivo comune, lasciarsi alle spalle il business ormai stagnante del turismo d'affari per salire sul treno del turismo culturale. Commercianti e albergatori determinati a far cambiare passo alla marca. Il circuito dei musei e la mostra evento di Santa Caterina, che aprirà il 28 ottobre, devono trasformarsi in un volano permanente dell'economia del commercio e della ricezione turistica. Ognuno è chiamato a prendersi le proprie responsabilità, premette il presidente dell'Ascom Renato Salvadori, per garantire flessibilità alle imprese, 2 nuovi contratti di categoria che consentono di ampliare senza aggravi sia assunzioni di dipendenti stagionali che orari di lavoro. Noi abbiamo lavorato in una logica provinciale. Noi crediamo che ci sia la possibilità, grazie all'idea della città capoluogo, di portare delle iniziative importanti, che queste producano un risultato significativo per tutti se si trasferiscono sul territorio. Una città e un settore non possono rinascere da manifestazioni marginali. Investimenti delle categorie per incentivare gli arrivi attrezzando la città, mappe, sconti nei negozi, corsi per gli esercenti, 120.000 euro dal consorzio di promozione, 50.000 dall'Ascom. Ai comuni l'invito a reinvestire in incentivi la discussa tassa di soggiorno. Abbiamo una continua apertura di attività extraalberghiere, cioè piccoli strutture, agriturismo, affittacamere, appartamenti, bed and breakfast. Per controtendenza abbiamo un calo di quello che storicamente è stato il nostro turismo, cioè il turismo d'affari, e ovviamente subiamo un po' questo momento un po' difficile. Quindi lo sviluppo turistico vero e proprio diventa per noi un momento fondamentale. Le richieste stanno arrivando le prenotazioni, per il momento in mostra e subito dopo la ricerca del soggiorno, del pernottamento, della visita guidata, del pranzo piuttosto che della cena, eccetera. 80.000 i biglietti già staccati, 250.000 il numero minimo di visitatori a cui si vuole arrivare, di cui il 20% dovrebbe fermarsi a pernottare. Una scommessa che non si può perdere, la posta sul tavolo è troppo alta.